Ed eccoci rientrati, andiamo ad approfondire uno dei tanti argomenti di questa giornata, il Veneto 300%. Lo facciamo con il dottor Sinibaldi, che è stato un po' il protagonista del momento d'approfondimento di questo evento, che ha parlato di carattere e vino, quindi la scelta del vino sia per il carattere che il vino ha, ma anche per il carattere di chi sceglie. Assolutamente sì. Facendo lo psicoterapeuta come lavoro principale, facendo l'enotecario come passione, mi è capitato di poter mettere a confronto i due mondi e vedere che c'è tanto, veramente tanto in comune. Si dice che un vino ha carattere, un buon vino ha carattere, si dice che una persona interessante ha carattere, ha spessore. Però questo carattere che cosa sarà mai? Beh, se uno va a scavare un po', vede che ci sono degli ingredienti fondamentali che tornano. Allora, in questo carattere c'è tutta una parte di profondità, di naturalezza, di quello che noi amiamo chiamare inconscio, che magari spaventa un po'. In realtà è la parte più naturale che abbiamo, che ci riporta alla natura, alla profondità. Il vino buono ci fa tornare simili, uniti. Quando siamo a un buon tavolo con le persone che amiamo, non stiamo sulle differenze che sono invece la ricerca dell'eccezionalità, della corsa dei tempi moderni. Noi in psicologia abbiamo un test famoso che magari il pubblico conosce, che è il test di Rorschach, quello delle macchie, no? Sono delle macchie che uno guarda cosa ti viene in mente. Eh, Nel piccolo, senza pretese cliniche, però nel piccolo anche un'etichetta può fare lo stesso effetto. Cosa le fa venire in mente questa etichetta? Si fanno usare un profumo, il profumo è ancestrale, va subito alla testa e libera molto. Cosa ti è venuto in mente? Che cosa vuoi da questa serata? Allora lì si apre tanto, la persona se ne va soddisfatta, se ne va che sa di aver trovato qualcosa che è veramente di profondo, veramente nelle sue corde. Questo è bello, molto soddisfacente per il cliente e anche per noi, devo dire. Adesso una domanda che le parrà un po' cattiva, ma in realtà è Mm, curiosità. Lei è nella terra del Prosecco di mm, OCG, grandi spumanti italiani. Lei sì. però ha scelto come nome della sua enoteca vini e champagne. Champagne. Perché champagne? Perché champagne? Perché una volta che i clienti sono entrati possiamo giocare con la psiche. Il cliente deve entrare e champagne rende l'idea. Nello stereotipo purtroppo è così. Champagne rende l'idea di bollicina e uno si aspetta di trovare anche lo spumante. Se avessi messo vini e spumanti, uno poi pensava che della Francia non trovava niente. Qui è proprio un limite che devo ammettere, che spero. Ecco, la mia promessa rispetto all'ICE, rispetto all'Italia, perché comunque io sono molto forte sostenitore del prodotto italiano, allora dico così, la mia promessa è che entro 3-4 anni, quando l'enoteca sarà avviata, cambierò il titolo e la chiamerò vini e spumanti, se non addirittura vini prosecco. Verremo a controllare. Va bene. Grazie, dottore, è Prego. stato gentilissimo. Noi ci vediamo un altro servizio di cronache trevigiane e poi grande finale con il presidente nazionale dell'AIS. Mondo agricolo. Tra competitività e difesa del reddito delle aziende sta la tecnologia. Nuove macchine all'avanguardia nell'agricoltura di precisione che consentono all'azienda di ridurre i costi mantenendo alto il livello di produttività. Tra le novità nel mercato delle macchine agricole spicca l'italiana New Holland del gruppo Fiat, che annovera tra i suoi prodotti il miglior trattore dell'anno. Ai nostri microfoni Francesco Zerbinati, responsabile marketing dell'azienda. È stato nominato trattore dell'anno per la seconda volta perché ha delle soluzioni tecniche assolutamente innovative. In particolare quello che è stato apprezzato è la semplicità con cui la tecnologia che questa macchina ha al suo interno, estremamente sofisticata, sia da utilizzare, quindi è estremamente semplice. Made in Italy ancora una volta ai primi posti, non solo nella moda e nei prodotti tipici, ma anche nella produzione delle macchine agricole, come afferma con orgoglio Emanuele Barattin, presidente del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Parlando di Made in Italy si parla solo di qualità e tecnologia, sia dai prodotti del cibo, sia dalla qualità della tecnica che mettiamo in campo, dai trattori, le mettitrebbi, eccetera. E rispondendo anche alle nuove esigenze ecologiche che guardano a macchinari capaci di rispettare l'equilibrio ambientale delle nostre campagne, ecco che sul mercato si affacciano i primi modelli di trattori alimentati a bioenergia, dalle alte prestazioni e a basso impatto ambientale. A breve, con la Codiretti regionale del Veneto, i consorzi agrari e la Niola, presenteremo il trattore a bioenergia, cioè non è che a combustibile CO2 a idrogeno, che è un trattore che oggi, le settimane prossime, è anche a Parigi, è già stato presentato all'Agritecnica in Germania.
Questa settimana le cronache dal primario mantengono alta l'attenzione sulla difesa del Made in Italy. Tra le novità, un accordo con la grande distribuzione cinese. Intanto salutiamo anche una nuova IGP. Ma cominciamo dall'approvazione del nuovo decreto legislativo per la tutela delle DO e IG dei vini, che rinnova il quadro normativo del settore vitivinicolo dopo ben 18 anni. È un provvedimento storico che segna un passo importante per consolidare lo sviluppo di una delle principali filiere agroalimentari del nostro Paese. È stato approvato un decreto legislativo di riforma quale nuovo strumento normativo organico sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Al centro di esso la qualità dei vini e la tutela dei consumatori e il rafforzamento della redditività delle imprese, migliorando anche il sistema di controlli e adeguando le norme alla riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato del Vino. Intanto il paniere italiano ha un nuovo prodotto marchiato IGP, ovvero indicazione geografica protetta. Si tratta del sedano bianco di Sperlonga, la cui zona di produzione interessa i comuni di Sperlonga e Fondi, in provincia di Latina. Intanto, un altro atto formale è andato a buon fine nel panorama di attività a difesa del Made in Italy agroalimentare. È stato infatti siglato un accordo con la grande distribuzione cinese. In particolare l'accordo è stato firmato tra l'italiana Agenzia per la Cina e la cinese Tianjin Foodstuff. Questa firma segue un memorandum di intenti che aveva già visto protagonista il Ministero all'Agricoltura in Cina, al fine di tutelare i marchi italiani e promuovere il consumo in Cina del vero Made in Italy. Tiene ancora banco infine la questione dell'olio d'oliva. Il Ministero, che ha attuato un'offensiva per dare certezza ai consumatori del consumo di vero olio italiano, ha rigettato 7 istanze che chiedevano di importare olio straniero in Italia per essere lavorato e imbottigliato e poi riesportato fuori UE. Contestualmente l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari intensifica i necessari controlli per assicurare che il prodotto etichettato come italiano risulti tale. Ed eccoci rientrati, siamo davvero ai saluti finali di questa puntata e abbiamo tenuto come sorpresa gran finale il presidente nazionale dell'AIS, Terenzio Medri, perché con lui vogliamo un attimo chiudere, tirare un po' le fila di questo incontro, di questa giornata che è molto più dell'assaggio e della degustazione di 300 etichette venete, DOC e di OCG. Tutto il Veneto in un bicchiere di grande qualità, e proprio oggi partiamo da questo posto meraviglioso che siamo nella zona, alla provincia di Treviso, e devo dire che è un momento magico, fra l'altro, perché anche so che le bollicine del territorio, di questo territorio meraviglioso, in questo momento, in un momento di crisi, hanno più un 20% di consumi, e ritengo sia un fatto importante a livello nazionale. Un fatto importante è che ci siano 100 produttori che stanno presentando 300 vini. I produttori sono molto importanti perché sono quelli che fanno l'alta qualità, la qualità, e noi siamo i sommelier, che il sommelier in questo momento ha un ruolo diverso, non è più il messitore del vino, ma il sommelier è il comunicatore, è quello che comunica queste eccellenze di queste aziende meravigliose in Italia e nel mondo. Ma nello stesso tempo, visto che il vino è qualcosa di vivo, è qualcosa di culturale, ci permette che chi assaggia una bottiglia di vino nel mondo abbia anche l'interesse di venire a visitare il territorio, perché non c'è solo il vino, ma il vino è arte e cultura, vuol dire borghi, vuol dire territori, venire a vedere e conoscere questi territori. Oggi siamo in un territorio fantastico, speciale, che già emoziona noi. Pensate un po' uno che viene dall'America o da qualche altra parte del mondo. Presidente, il dottor Sinibaldi oggi nel momento di riflessione che è stato proposto ha parlato proprio anche della scelta dei vini legati non solo al carattere del vino ma anche al carattere di chi lo sceglie, e quindi di questo legame che in qualche modo c'è tra il vino e chi poi lo degusta, e voi state in mezzo, perché il sommelier sta in mezzo e deve farsi interprete anche e tener conto anche di questa cosa. Faccio un esempio banale, ma se è un incontro sentimentale e poi casomai i due che si amano hanno piacere anche di appartarsi, non gli puoi offrire una bottiglia di Amarone, è meglio andare con delle bollicine. Ecco, ho fatto questo esempio per mettere in evidenza proprio la capacità del sommelier, che deve capire chi ha in quel momento. Presidente Medri, noi la ringraziamo per essere stato con noi, vi auguriamo un buon lavoro. Cronache Trevigiane questa settimana si chiude qui.